Torniamo in diretta e parliamo di un argomento molto affascinante che magari uno non pensa neanche che in Sardegna avvenga, o comunque ci siano anche questo tipo di operazioni legate a chi solitamente la testa ce l'ha un po' più su delle nuvole. Adesso capiremo meglio. Andiamo a vedere la carta d'identità che abbiamo fatto sul personaggio, che poi è insieme ai suoi colleghi qui con noi, quindi partiamo da lui e poi conosceremo anche il resto. Nome: Sirio. Cognome: Secchi. Data di nascita: 30/12/1970. uno di quelli che per un attimo non poteva essere 71, vedi? Professione: regista. segni particolari: spaziale. molto spaziale, ma è così anche per il resto della ciurma. Buongiorno Sirio. a Sirio, buongiorno E anche Carla stretti e amici. buongiorno Vittorio, al quale io pongo il microfono perché così almeno gelatino. tu hai il tuo gelato privato. Perfetto, grazie. Così almeno loro due Noi ci sì, dividiamo no, vabbè, ma quello questo- ce l'avete lì, si sente tranquillamente bene anche da dove siete. Perciò grazie per averci dato l'invito innanzitutto per parlare di una cosa in queste ultime giornate di questo appuntamento, e poi ad agosto insomma andremo in vacanza per finta perché poi saremo qui con il best of di un argomento, dicevo, molto curioso, cioè nel senso, voi avete seguito per parecchi mesi come registi e videooperatori un gruppo di astronauti che si sono immersi, non hanno puntato verso l'alto, ma sono andati con la testa sottoterra. Allora, chi mi racconta il progetto, che cos'era? Insomma, partiamo da ciò che avete fatto voi, così capiamo meglio. Vabbè, posso Prego, iniziare Vittorio, io, prego. dai. È un progetto dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che si occupa appunto di un addestramento particolare che è degli astronauti in grotta, qui in Sardegna. Quindi noi siamo molto felici di questa cosa, che è stata scelta la Sardegna per fare un addestramento così importante, che è diventato uno dei primi addestramenti Prova al da mondo. 2 o 3 anni mi pare questa Sì, cosa. sì, dura 2 o 3 anni. Insomma. Abbiamo parlato a casa mamma. Sì, sì, molto interessante. E vengono da tutto il mondo, tutte le agenzie spaziali legate al progetto della Stazione Spaziale Internazionale, ci mandano gli astronauti per fare questo addestramento particolare che è molto Se uno scientifico. pensa all'astronauta penserebbe tutto fuorché la grotta come È luogo di molto addestramento. importante, spiega la ragione, perché. La ragione è perché ci sono diversi fattori che legano, diciamo, lo stare in grotta come in un viaggio nello spazio. Ti fermo per un attimo, Vittorio, andiamo a vederci la clip prima, Ah, sì. così vediamo Ok. l'immagine e capiamo meglio di cosa stiamo parlando, e poi approfondiamo perché davvero il tema è curioso e interessante. Prego. Disengaging artificial gravity. And ground station, you're coming in broken. Say again. Starting. Okay. We explored, surveyed today. In questa clip abbiamo visto un po' dell'attività che appunto voi tre avete documentato poi alla fine per questo progetto. Stavamo dicendo la grotta come elemento anche di diciamo difficile convivenza, no? Cioè nel senso che è un posto dove i comfort non esistono proprio. Esatto, diciamo, allora la grotta si è dimostrata, perché non era così all'inizio, i primi addestramenti erano approssimativi e man mano che si facevano si è dimostrata essere la palestra migliore per lo spazio. Perché appunto è il posto più Sì, scomodo è della Terra. scomodo. Allora ci sono tante analogie, lontano dalla superficie.
che sia su o giù. Quanto in profondità eravate? 200. Siamo ben dentro un chilometro. Più Un di chilometro. Siamo all'interno, sì, 1 chilometro e poi la profondità. Pensate che per 300. scendere, per organizzare un ritiro di un astronauta dalla stazione ci vogliono poche ore, 2 ore, e in pochi minuti è sulla Terra. Mentre dove siamo noi, all'interno della grotta, è difficile, se uno si fa male, il recupero può essere anche lungo giorni. A proposito di questo, stavamo dicendo mentre vedevamo le immagini, ma loro non sono neanche speleologi, quindi non sono neanche preparati, si formano durante... Tecnicamente verrà, Il corso ha una durata di 15 giorni, nella parte iniziale diciamo che loro imparano a diventare speleologi e c'è tutta la parte di addestramento tecnica. E dopodiché, dopo questa prima fase, vengono catapultati all'interno di questa nuova realtà e finalmente possono diciamo mettersi alla prova. Una domanda, come si comportano? Sono all'altezza o trovano Beh, no, guarda, sono piegati perché la grotta è bassa. No. Piegati perché... Bellissimo, questo è per me che sono alto. Spesso Come appunto si trovano subito o fanno fatica? Allora, loro hanno già fatto in altri anni corsi magari di Quindi sopravvivenza. hanno già delle esperienze. In grotta no, però sono abituati loro a addestrarsi velocemente. Una prima cosa che mi ha impressionato il primo anno è che la mattina loro seguono un corso teorico e sono seduti così, le mani così, e fissano l'istruttore. Ma non ne vedi qualcuno seduto così? No. Proprio fissi, così. tipo Di sera conoscono. malato in cura al manicomio. Esatto, di sera conoscono, sono in modalità rec. E di sera conoscono la materia quanto noi. Quindi una concentrazione tremenda. Sì. Io domani mattina faccio così anch'io. Mi metto qua e la guardo così Poverina, a casa, così. Portano il manicomio, guarda. Sono tecniche di apprendimento. Che Ovviamente la concentrazione mentale, sì. sì, pensate che sono degli scienziati, gli astronauti. sappiamo. Beh, Insomma, cioè, loro laureati, diciamo che molti di questi. sono i piloti della Formula 1, cioè quelli che conoscono perfettamente il mezzo spaziale, conoscono tutte le difficoltà dello stare, perché poi diciamo che la differenza è che è vero che la grotta è scomoda, ma almeno non fluttui, cioè la gravità esiste, quindi hai i piedi per terra, lassù devi confrontarti con un altro tipo di concezione di vita, perché poi vabbè, certo, l'addestramento successivo sarà quello di andare in quelle stanze dove appunto manca la gravità e cercare di imparare anche, perché poi non sono quelli nuovi, sono alla prima loro volta, no? Anche in quel senso, cioè a imparare a convivere senza la gravità deve essere una cosa spaziale. Tremendo. Appunto che tu sei lì che lasci una roba anziché tornare giù, va su, voli. no, è affascinantissimo. Chi nella vita anche da bambini non ha mai detto vorrei fare l'astronauta, perché è qualcosa che non conosci e tutto quello che è sconosciuto in realtà ti attira, no? Ma quando hai parlato di un oggetto che lasci può cadere, è anche quello una delle analogie spaziali. In grotta tutto ciò che abbiamo come attrezzatura sono legati a un cordino, a una sagola, perché la lasci in un posto, ti cade, può o la perdi per sempre o si sfrantuma, oppure infatti non la ritrovi per colpa del buio, e dunque anche quella è un'analogia. Esatto, è vero, al contrario sì, assolutamente. Ecco, le discese in corda, ad esempio. Questo che stiamo vedendo, che grotte sono e dove eravate? Se riconoscete le immagini, se riusciamo a recapitolare. Queste siamo nel Supramonte. Le abbiamo fatte noi e in genere Fatte voi. e non si può svelare dove si svolge. Perché sennò poi dopo è un po' come dire dove troppo segreto, no, per ragioni ovvie. era un po' come dire dove Mesina nascondeva Esatto, un po' L'orgoglio è che comunque ci troviamo in Sardegna. Quindi. Ecco, bene, no, vabbè, ragazzi, Guerre Stellari un po' l'ha girata qui, cioè la Sardegna si presta sia in superficie che sottoterra a questo tipo di esperimenti, ma l'obiettivo finale qual è di questi esperimenti, di questi addestramenti? Allora, il progetto è un progetto multiculturale. L'obiettivo finale è quello di far fare agli astronauti le stesse cose che faranno nello spazio, quindi ricerca scientifica. Ma poi è un progetto, cioè sono solo addestrati e nel caso in cui partissero poi rispondete voi, dai. Allora, certi sono già partiti e certi partiranno.
Il vantaggio in effetti, come diceva Vittorio, è che possono fare in grotta cose che fanno veramente nello spazio, dunque ricerca scientifica, modo di vivere. Invece magari in altri addestramenti sono solo simulazioni. Qui invece qui è una situazione reale. Questa è una grossa differenza. Posso fare una domanda che è proprio da bar dello sport, cioè della serie, sono stati 6 giorni sotto di fila, no? Mi avete detto mentre vedevamo le immagini. Per 6 giorni uno deve convivere, quanti erano? Quanti eravate? Loro 6, noi eravamo 5-6 lo stesso. Quindi 11 tra persone che devono istruttori. convivere in spazi angusti e molto stretti. Perché Anche quella è un'analogia. non sempre. Anche quello, nella Sì, stazione orbitale. sì. Magari vabbè, anche se lo spazio fosse un po' più grande, comunque spazi angusti. Almeno questo permettete. Sì, no, nello spazio c'è spazio. Ok. Ma nella navicella spaziale C'è poco spazio. Cioè, Ce n'è molto poco. quindi Molto com'è la convivenza anche da un punto di vista delle pratiche quotidiane? Cioè tipo mi sveglio e dovrò far pipì da qualche Io parte. voglio sapere Dovrò andare anche in come cucinano. Esatto, Impararsi a com'era la giornata? Com'è la cosa? si spiega come si fa pipì. Dai, Vittorio, mollare. Vittorio, dai, ti spiega nei dettagli. Perché per esempio adesso, per fare anche in questo caso un parallelo, il subacqueo se la fa nella muta. Sì. Qui non è che se la fanno. Sì, in acqua succede che ce la facciamo nella muta. Siamo In pochi. acqua sì, in acqua. ma Dai, in una dillo come come si grotta fa. come, cioè, perché non è no, solo no. il problema è che non è Delle solo mutande quello. particolari. Certo, con Abbiamo- lo stagno dentro. Non lo so. Abbiamo pensato anche a quello, quindi insomma è Siamo stato curiosi. organizzato tutto nei barattoli e poi si porta fuori. No, fantastico. Dei Cioè, bidoncini, dei bidoncini. con i bidoni, dice. Sì, sì, sì. Questo è il Per bidone. avere il E minore quello è il impatto bidone. possibile. Quindi Quello- avete dei bidoni ben definiti. Non c'era neanche da sbagliarsi, perché quello più pesante capivi di che cosa era fatto. Sanno dove alloccarle, capito? Senti, abbiamo- il mangiare, allora come mangiano allora dentro queste grotte questi? Vabbè, Fammi parlare. Il No, mangiare tu non sei è un esperto. abbastanza simile un po' a un campeggiatore che va in montagna. Scatolette, no? Scatolette, Ah, scatolette, fornellini, non accendono liofilizzati. Liofilizzati. Come? accendere fornelli sottoterra è solo un malato di mente come lei, casomai ci potrebbe pensare, perché pensavo esplode che tutto. avessero qualche- Ma dai, ma come- No. cosa può pensare una stufa sottoterra? Ma io non ho capito. No, quindi Basta che- scatolette. poi, scusa, me lo insegna lui, lei e anche lui, lei forse no, che sottoterra ci sono dei gas, quindi se tu accendi credo, del sì. fuoco puoi anche Però- rischiare sì, in qualche ma modo. no, In quella grotta no. No, No, credo, quelle grotte no. Ok. come sarebbe? Vabbè, però non Dei mangiano gas. col fornellino, Ma mica sto sono- chiedendo, visto che ci siamo, tu hai parlato della pipì, allargo io allora il compasso delle mie curiosità, bellicine. Bar sport, allora vale mi danno delle No, no, risposte. in quella grotta possiamo tranquillamente usare fornellini. Sì. Sì, Ah, sì, Però non li avete usati. in tutte le Sì, grotte. sì, li usiamo. Ah, li avete usati. Allora scusa, vuol dire, no, allora adesso le danno ragione volete far contento un simpatico anziano? No, semplicemente hanno detto che è possibile. Tra l'altro non l'ho visto, magari nello ma spazio mi dicono è che più nelle immagini nello se- spazio magari è più complicato. Nelle immagini si è visto un nello fornellino. spazio a Marte però sì, è possibile. Parli Sì, sopra ci il penso microfono. io, ci penso io. Dicevo che nelle immagini abbiamo visto anche un fornellino, quindi io non ci ho fatto caso perché poi stavamo parlando. Quindi vabbè, insomma, ok, ognuno poi si fa quello che vuole. Il problema è se il da fornellino mangiare. non si accende perché c'è la CO2 nell'aria. Quindi, allora, quello sarebbe un problema. Sì, vabbè. Sarebbe un bel problema. Allora, io direi ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità e poi però vorrei capire bene ognuno di voi qual era il ruolo, insomma, come avete lavorato e anche per voi che esperienza è stata, perché non è solo per gli astronauti, anche Certo. per voi forse sarà stata magari non la prima volta, però comunque una 6 giorni molto intensa oltre a tutto il resto. C'è la pubblicità, non sono marziani, sono inserzionisti che noi ringraziamo come ogni giorno. A tra poco. Torniamo in diretta. Prima di arrivare al telefono continuiamo a chiacchierare con i nostri ospiti, anche perché la loro preparazione e la loro professionalità li porta a poter anche affrontare questo tipo di esperienze, perché non tutti possono andare a fare immagini e riprese che poi in realtà, come è anche pensabile, non può esserci una troupe di chissà quante persone, perciò dovete anche un po' arrangiarvi facendo tutto, no Sirio? Esatto, quando li filmiamo purtroppo non possiamo essere più di 2 persone, anche lei purtroppo deve stare fuori al momento delle riprese, perché se siamo una troupe intera
rischiamo di soffocare l'addestramento è loro. Dunque Sì, noi questo è non vero. possiamo essere come tante mosche intorno a loro filmando o registrando, dunque dobbiamo essere il più discreti possibili e dover far tutto. Nello zaino abbiamo luci, microfoni, telecamere, macchina fotografica, cavalletti, però Secondo lui, per non ostruire il loro, come si chiama, il loro modo di essere La loro Esatto, missione. esatto. No, parliamo non di essere- missione. non essere invadenti. Tra l'altro, Però se ne va bene, tecnicamente avete anche dei problemi da un punto di vista dei mezzi, nel senso che le telecamere con l'umidità non è che vanno proprio Ne d'accordo, soffrono. no? Ne soffrono tantissimo, sì. Se tu entri un giorno e esci la sera può ancora andare bene, ma quando rimani più di 2 o 3 giorni la condensa può iniziare a entrare nella seconda, Ovunque. terza, quarta lente e lì quando è dentro l'obiettivo non serve solamente asciugare. No, non beh, credo, chiaro, non sì. basta alitargli da addosso, Esatto, insomma, dunque è un grosso non si problema. asciuga nulla. E soprattutto anche voi avete bisogno di un addestramento, nel senso siete speleologi per prima cosa. Da oltre 20 Noi anni. siamo tutti speleologi da tanti quindi loro anni. sono già quindi veterani abbiamo- nel campo, sì, quindi. sì, È indispensabile, non È puoi indispensabile. improvvisarti in grotta. No, anche io, non può essere passamento. no, Beh, stiamo parlando di ultra specializzati. tra l'altro- tutti devono essere ultra specializzati. No, io dico, tra l'altro il problema è anche telecamera normale o reflex, perché gli spazi sono stretti anche lì, no? Siccome sono stretti, sì, noi abbiamo iniziato a volte con delle telecamerine, poi una macchina fotografica in più, era un oggetto in troppo. Allora noi filmiamo adesso con delle fotocamere, dunque queste reflex che sanno anche filmare. E dunque al momento di fare le hai foto visto, caro mettiamo in modalità Ma- foto, caro facciamo Matteo, foto, vabbè, modalità video, Beh, ma giriamo. adesso ormai la reflex Sì, questa- è la più utilizzata anche per la televisione o per il cinema o per la fiction. Sembra quasi che uno dica: ma come stai riprendendo con quella macchina fotografica? Quella macchina fotografica ha una qualità in HD pazzesca e sono Pazzesco. ormai E dunque con lo stesso gesto sì, noi filmiamo la ripresa e poi diciamo ma ne vale anche la foto. Clac! Ah sì, beh, Con certo. lo stesso attrezzo in mano, Guarda, passiamo subito in modalità foto. diciamo Al che ormai la termine tecnologia dell'addestramento, attraverso queste robe qua funziona anche così, Ragazzi, cioè anche qui sì, puoi sì, fare la sì. foto o il videettino, Al certo con la termine qualità un po' minore. dell'addestramento, il morale di questi com'è? Morale, sono esaltati, sono depressi. Sono esaltati. Esaltati. Stanchissimi, ma Stanchissimi, esaltati. certo, Esaltati. ovvio. Sono molto stanchi, però è sempre bello, dopo aver passato 6 giorni completamente al buio, uscire fuori, vedere i colori, la luce, certo. respirare. Beh, poi sono le figli di questa missioni, terra. L'aria. missioni spaziali poi sono molto più lunghe di 6 giorni, sono Certo. mesi alle volte. In effetti. E quindi lì, anche lì la luce è sempre artificiale, quella della loro navicella spaziale, perché E loro fuori incontrano anche il buio, sai. certo, anche fuori, il buio. fuori non ce n'è di luce, non è come sulla Terra. E Pensate che Mike l'anno scorso, che è un astronauta, vai, Mike buongiorno, Barat, dice ascoltatore, allegria. Mike- non è lui, No, non è- non è ecco lui, dove era andato a non è finire, lui. ci chiedevamo Lui è dove già in fosse cielo, Mike, lui è già in invece cielo. Barat. è un altro Mike Mike Barat. Barat, Già in cielo, guarda. che è un astronauta della NASA che Sì. ha già volato. Nella intervista che gli abbiamo fatto in grotta l'anno scorso ha detto che è esattamente la stessa bellezza che lui ha visto dalla stazione spaziale verso la Terra, Sì. guardando la Terra, l'ha incontrata in grotta. Dice, eccezionale, vedendo queste sì, concrezioni, eccezionale. questi luoghi Queste che parole- sembravano Che belle parole, non saranno parole non che era, fanno non era piacere molto a retorica, tutti gli era un dato amanti, oggettivo, esatto. gli amanti della speleologia, e in Sardegna c'è il mondo che viene al di là degli astronauti, ma veramente la Sardegna è territorio di raduni, incontri di tantissime nazioni, e quindi speleologi che arrivano da tutto il resto del mondo, no? esplorazioni. Infatti noi facciamo parte di diverse associazioni che fanno speleologia anche in Sardegna. Ma il vantaggio di portarli in Sardegna è proprio quello che grotte ne abbiamo tante, Sì. e se ne chiudono qualcheduna, perché è più di una grotta, per un periodo determinato non infastidiamo gli altri speleologi. No, beh, no. c'è spazio un po' per tutti sotto questo profilo, ma c'è spazio per tanti, anche in superficie abbiamo tanto spazio non utilizzato, no? Quindi la Sardegna siamo anche ha un po' questa 1.700.000, appunto, dico, abbiamo siamo pochi. territori Meno vastissimi male. di niente. Meno male, noi sono d'accordo con te. Meno male. Pago gente buona festa in noi. No, in questo sì, adesso va bene. Sì, è, No. è vero. No, come Matteo. abbiamo detto, È inversamente proporzionale, l'abbiamo detto no. con Arianna Franceschi, Sì. l'autrice di Cuor di Sardegna, un libro che abbiamo presentato proprio Ieri, sì. che la Sardegna ha questa duplice visione delle cose, o perlomeno questa duplice caratteristica: ha la fortuna e la sfortuna di essere lontana
dalle diciamo restanti realtà del nostro paese, ma non solo. Anche dalle rotte Quindi la fortuna è internazionali, che poi. ti godi tutto tu, ma la sfortuna è anche che insomma stando pochi a volte No, ma perdone, Anche qui si può dire. ragazzi, non confondere. Il resto bene. un paradiso. La frase, io quando parlo non parlo così per il gusto di parlare, pago gente buona a festa, seguimi bene Matteo. L'idea di avere 2 o 3 milioni come in Sicilia è un dramma. Diversa è il turismo, che vengono a gruppi ben definiti, pigante spese e poi insidiando. sediamo. La cosa cambia tutto però. Capisci la cosa? Non è per rendere. ma non è che la, non è che è la un bene sua, per non è noi. che la sua parola è la voce del padrone come Battiato nell'81 quando uscì con Non lo la so prima cosa cassetta diceva che lui, io cosa diceva? si intitolava La voce del padrone. Io rispetto la sua opinione, ma non sono Però così se d'accordo. tu valuti bene le cose vuol dire le risorse devono non è- essere allocate per tutte persone, l'ambiente ne risenterebbe in Sicilia, chi bene. ci va sa com'è la Va bene, non vado perché tanto andiamo in un territorio che è talmente sconfinato come la Sardegna che non ne usciremo mai più. Poi l'errore è che noi mettiamo Basta, troppo. fine, parliamo di altro, non ce ne Sempre frega con niente. casca in tu berrita, lo vedi? Esatto, bravo, sì, quello sì, Allora, ma quello ragazzi, ovunque allora, dappertutto. la domanda Marte, perché io ho il sogno Marte. di morire, prima di morire No, ma vedere lei l'uomo scusi, morire. lei arriva da Marte, lei è un marziano che si è catapultato Però sulla ormai Terra. sono parte degli Possiamo- uomini anch'io, mi sono dimenticato il mio pianeta Possiamo dire rosso. un'aneddota? Sì, Su Marte? Un aneddoto, sì, sì. un aneddoto su Scusate, Marte. sono di lingua madre francese, non sto scherzando, è vero. Ma va, dai, Sì, Ho vissuto 35 anni in Belgio. Ma non parli benissimo. parli benissimo l'italiano e probabilmente parlerai ancora meglio il Ogni tanto mi francese. scappa qualcosa. Ma non capisco. Stavo dicendo. Alla Jean Alesi o alla Jean Todt, vai. Avete presente quando si parla di Marte, si vedono Sì. queste architetture futuristiche Esatto. che potrebbero buttate tutta questa teoria all'immondezza? No. Sì. Mi deludete, ragazzi. Se su Marte si fanno delle basi saranno sottoterra. Sicuramente. Perché non sottoterra è l'unico posto che può proteggere gli astronauti dalle radiazioni cosmiche, vero. i venti Sono solari, tremendi, sì. micrometeoriti o anche meteoriti più grandi. E dunque la cosa un po' Stuzzica. aneddotica, Mente parlata. didattica, me ne aiuti? È che gli estremi, L'aneddotanza. in questo punto gli estremi si congiungono, cioè gli uomini i più futuristici, la scienza di punta andrà a vivere come l'uomo preistorico. Ah, Dobbiamo fantastico. tornare nelle grotte Dobbiamo lì. tornare- Uno Cioè, fa il tutto progresso sto casino per scientifico arrivare su Marte, su questo un altro sono d'accordo con pianeta e te, tornare a vivere per come tornare a vivere. gli uomini preistorici. Che Aiuto. delusione, Meno allora. male che abbiamo i Che piedi attaccati drammatica per delusione terra. mi avete dato. Meno male che abbiamo i Vivere piedi nelle per piscine terra. di Marte. E purtroppo non abbiamo più tempo per stare qua a chiacchierare, ma sarà un piacere se magari poi da Bisogna settembre tornare con si questi potrà ragazzi. tornare a parlare di questi Con voi sì. Sì, a esperimenti. settembre no? riniziano Va i benissimo. corsi e Sì. noi faremo tipo un video ogni 2 giorni Sì. che sarà mandato su YouTube per mantenere Bene, al corrente allora le persone che ci interessano. con piacere magari ci rinterfacceremo non appena rimetterete la testa fuori dalla grotta, insomma, Dalla grotta. ecco. Perché nella vita non si può mica stare con la testa sotto la grotta, sennò, bisogna un attimino. In questo caso però è assolutamente giustificato. Grazie a Silvio Grazie. Secchi, grazie a Carla Corongiu e grazie a Vittorio Crobu. Vittorio, Grazie di cuore a grazie. voi anche Una per la bella documentazione conversazione. di questo tipo di pratiche che probabilmente molti a casa avranno detto ah dai, fanno queste cose. E auguri anche per voi, Certo. per il vostro lavoro. Alla prossima, vi lasciamo con i due dell'abitacolo. Ciao, ciao.